Una bella partita per chi la giocherà. Noi saremo a bordo campo a sostenere i nostri ragazzi, sicuramente carichi perché l'entusiasmo di essere a poche giornate dalla fine, di essere così in alto in classifica, di potersi giocare qualcosa di importante sicuramente genera entusiasmo. Io spero che l'ansia rimanga sempre fuori dal campo perché l'ansia è sempre nemica della prestazione. L'entusiasmo invece è quello che ti fa vivere bene le cose perché la calma e la forza sono due elementi importanti in una partita. L'ansia, il nervosismo, la foga invece ti acceca a volte la vista e non ti fa vedere quello che invece è molto più semplice vedere. Quindi io credo che i miei ragazzi stiano bene sotto tutti i punti di vista e mi auguro domani che mettano in campo tutto il loro sapere, tutta la loro volontà. Io credo che tutti quanti noi abbiamo delle pressioni perché ormai manca pochissimo alla fine e quindi chi per salvarsi, chi per non finire nei play-out, chi per rimanere nei play-off, chi per andarci nei play-off e chi per raggiungere il Torino, tutti abbiamo degli obiettivi, tutti molto importanti, quindi il bello proprio di questo finale di campionato è proprio questa situazione dove molte squadre sono coinvolte e hanno obiettivi importanti da raggiungere e quindi i valori si annullano, la classifica sparisce e conta solo la prestazione del campo. Fondamentale è la concentrazione e la determinazione, questa è la cosa più fondamentale. Poi la calma aiuterà a leggere meglio le situazioni, anche perché sono situazioni secondo me molto veloci e bisogna essere molto svegli e furbi anche a non cadere in quei tranelli che il Padova magari ci aveva riservato, visto che è una squadra molto esperta, fatta di giocatori di categoria superiore e quindi sicuramente saranno molto preparati ad affrontare una partita di questo tipo più di noi magari. Quella partita forse fu la prima partita non positiva, perché poi andando a rianalizzare la squadra si era comunque mossa abbastanza bene, solo che è mancata un po' di determinazione anche per quello che ho detto prima. Il Padova è una squadra veramente fatta di giocatori molto esperti.